Benvenuti alla seconda lezione del buon pescato siciliano. Oggi vedremo insieme alcune tecniche di pesca e di acquacoltura. Cos'è la pesca? È l'attività relativa alla ricerca e cattura degli animali che vivono in ambiente acquatico. Gli animali che vengono pescati possono essere pesci di mare o di acqua dolce, molluschi e crostacei. I metodi di pesca sono numerosi. Si va dalla piccola pesca realizzata con strumenti come gli ami, le lenze e le trappole, a strumenti per la grande pesca, come le reti a strascico o le reti a circuizione. Esistono strumenti che agevolano l'attività di pesca, come il sonar, che permette di individuare i corpi immersi in acqua. Vediamo la prima tecnica di pesca, quella realizzata con le reti a strascico. Le reti a strascico sono responsabili della cattura dell'80% del pescato totale nel mondo. Sono come dei grandi sacchi che arrivano fino a 50 metri di larghezza e vengono trascinate sui fondali con più di 50 metri di profondità da 2 imbarcazioni. L'aspetto negativo di questa pesca è che è molto invasiva. Le reti, infatti, raccolgono tutto ciò che trovano sul fondale, anche alghe, spugne, coralli e tartarughe, fino a procurare nel tempo una desertificazione di intere zone di pesca. Vediamo ora la seconda tecnica di pesca, quella delle reti a circuizione. Questa tecnica di pesca viene svolta con grandi reti rettangolari, che possono raggiungere anche gli 800 metri di lunghezza e i 120 metri di altezza. Sono principalmente utilizzate per catturare il pesce azzurro, ma sono utilizzate anche nella pesca del tonno e del pesce spada. La terza tecnica di pesca è quella realizzata con le reti da posta. Sono come delle barriere che vengono calate e ancorate al fondale marino, in attesa di catturare il pesce. Alcune di queste reti nel Mar Mediterraneo sono state vietate per le conseguenze ambientali che causavano. Infatti, spesso diventano delle vere e proprie trappole anche per altri mammiferi come delfini e balene. Vediamo adesso come viene svolta la piccola pesca. Per quanto riguarda la piccola pesca, questa viene effettuata su imbarcazioni relativamente piccole, che restano entro le 20 miglia dalla costa. Vengono calati in acqua i palamiti, dei cavi collegati ad un cavo principale, ognuno dei quali termina con un amo. L'ultima tecnica di pesca è quella dei molluschi. La pesca dei molluschi viene realizzata tramite le nasse, che si trovano sul fondale marino e sono dotate di esche per attirare i pesci. Infatti, una volta entrati nella nassa, i molluschi restano intrappolati e non possono più uscirne. Le attività di pesca portano a delle gravi conseguenze che è importante conoscere. Una di queste è la cattura accidentale e quindi la pesca irresponsabile. Con alcuni dei metodi di pesca visti finora, l'uomo non riesce a selezionare il tipo di pesce da catturare, per cui vengono catturati pesci che non sono destinati al consumo alimentare e questi sono quindi destinati a morire e a impoverire la fauna marina. Inoltre, una delle regole più importanti per la pratica di una pesca responsabile, che ha come obiettivo quello di catturare solo le specie giuste, è la grandezza della maglia, cioè dei buchi della rete in cui si intrappolano i pesci, oppure la grandezza degli ami della lenza. Questo sembra un aspetto poco importante, ma la conseguenza di una maglia troppo piccola è quella di catturare senza distinzione tra specie ittiche adatte alla vendita e quelle di minor valore, o di catturare pesci in giovane età, fondamentali per il rinnovo e la continuazione della specie. Oltre alla pesca, cresce sempre più il settore dell'acquacoltura, cioè l'allevamento intensivo di pesci, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante nella produzione ittica. Per l'allevamento dei pesci si utilizzano gabbie in mare aperto, vasche a terra o aree protette confinate, come lagune, laghi o dighe.
Per quanto riguarda l'allevamento dei pesci, abbiamo due tipi di allevamento. Quello intensivo, in cui l'acquacoltore si dedica alla somministrazione di cibo di tipo artificiale più adatto alle specie allevate, che crescono sulla terraferma in grandi vasche di cemento o, negli anni più recenti, in recinti in mare aperto. E c'è poi l'allevamento estensivo, detto anche vallicoltura, la cui regola principale è quella di non somministrare agli animali cibo dall'esterno. Vediamo adesso le caratteristiche dell'allevamento dei molluschi. La molluschicoltura è l'allevamento dei molluschi, che si basa sulla tecnica dell'acquacoltura estensiva. Tutti i molluschi traggono cibo dall'ambiente naturale circostante e l'unico intervento nell'uomo è nel mantenimento delle strutture dell'allevamento. L'acquacoltura non potrà mai totalmente sostituire la pesca, dato che, ad esempio, proprio dalla pesca arrivano i prodotti per la fabbricazione dei mangimi utilizzati negli allevamenti e inoltre non tutte le specie ittiche possono essere riprodotte o allevate con facilità. Provate adesso a descrivere almeno un metodo di pesca di quelli visti finora e a definire cos'è l'acquacoltura.